Il progetto definitivo del nuovo depuratore di Chiavari è all'esame degli uffici della Regione per l'iter autorizzativo. È già stato presentato in Regione per l'attivazione del procedimento unico regionale con data 7 di agosto e sono già decorsi i termini per la consultazione della completezza progettuale. L'impianto sarà collocato nella zona oggi inutilizzata della Colmata, servirà Chiavari e Lavagna con un collettore fognario che passerà sotto uno dei ponti sul fiume Entella e non sul suo fondale. I tempi sono difficili da definire, però la città metropolitana ha definito, spero in maniera univoca, la localizzazione dell'impianto. I lavori stanno andando avanti, per cui c'è positività sul fatto che finalmente anche in quella sede venga realizzato un nuovo impianto di depurazione. Il sindaco di Chiavari, Marco Di Capo, ha ribadito lunedì all'assessore regionale Giacomo Giampedrone la volontà dell'amministrazione comunale di procedere secondo il progetto prefissato. Realizzazione del depuratore con contestuale potenziamento delle opere di difesa a mare e quindi creazione in Colmata del campus scolastico, con impianti sportivi, realtà commerciali, posteggi gratuiti nella soletta che sarà realizzata dal gestore del servizio idrico contestualmente al depuratore. Quindi collegamento con il fronte mare chiavarese per avere una passeggiata che dalla foce dell'Entella arrivi fino a Preli. Da parte di Città Metropolitana ha ribadito l'interesse alla realizzazione del nuovo campus. Per Città Metropolitana la realizzazione del nuovo campus scolastico resta subordinata a quella del depuratore? Teoricamente sì, obiettivamente per l'importanza che ha un'opera di questo tipo per la comunità, per la città metropolitana e in fondo anche per Regione Liguria alla luce delle infrazioni europee in cui siamo. Detto ciò, sono sicuro che l'amministrazione di Chiavari riuscirà a gestire al meglio questa situazione, senza nessun dubbio.